una terra, come si sa, di sole, l'impianto di un'industria che producesse automobili ad energia solare, che fosse all'avanguardia, sarebbe quello che uno si aspetta oggi. Si hanno le competenze tecnico-scientifiche, la facoltà di ingegneria a Catania è fra, diciamo, le più avanzate, che è una delle poche che ha un contatto diretto con l'industria, con l'ST e con tutto l'indotto che c'è attorno. In realtà è quello che diceva lei della differenza di mentalità, una mentalità imprenditrice come può essere quella emiliana, può essere quella toscana, eccetera, eccetera, in cui l'imprenditore è il primo operaio, cioè quello che si sbraccia la mattina e lavora con gli operai, e la mentalità invece dell'imprenditore di stampo siculo che giacca e cravatta e macchinone, che magari dalla poltrona di pelle deve comandare. Non può andare avanti. Allora, professore, non ha speranza nel mondo moderno questo. Lì in Emilia, fabbrica caduta a terra, ragazzi ho 2 case, una me la vendo, faccio questo, voi che fate per me? Dice 6 mesi tutti senza stipendio, la rifacciamola perché nessuno ci dà niente, sono di nuovo che esportano. Dopo il terremoto? Dopo il terremoto, aveva 2 ville il proprietario della fabbrica, mi sono rimasto in piedi, dice una me la vendo e voi che fate per me? Tu ti vendi quella e noi lavoriamo per te 6 mesi senza che ci devi dare niente. C'è l'idea Ci andarono i sindacati, questo, quello, non si può fare, le autorità. Dice andatevene perché noi fra 6 mesi esportiamo di nuovo, la fabbrica è fatta, in piedi. E sì, sono d'accordo totalmente con te, c'è però un fatto e lo dobbiamo sapere tutti. Io lo so perché ci vivo e so che come piccola attività è distrutta. La mia, come tante altre piccole attività, non si può reggere un'azienda oggi in Italia quando deve pagare il 70% di tasse. Non può sopravvivere senza fare imbrogli, se no chiudi. Questa è Io ai miei figli dico, non c'è per ora niente per voi, perché? Perché devo pagare le tasse. Papà non sei bravo, è che tu sei fortunato, perché io se devo vendere qualche cosa la vendo e ti faccio studiare. Perché non ho voluto che conoscessi il mio mondo se prima non hai completato gli studi? Per questo, che fanno le grandi industrie? Se qua siamo al 70, arriva Marchionne, aspetta che vediamo di chiudere qualche cosa in Italia e andiamo in America dove pago il 25, me ne vado lì dove pago il 18, faccio la media e questo 70 dell'Italia lo porto al 35-40, la grande industria lo può fare e delocalizza, la piccola e media impresa non ha dove crolla. Ecco perché anche al nord Italia, dove ci sono queste realtà di valore, dove il proprietario è il primo degli operai, gli operai sono i primi imprenditori dentro l'azienda e tutti amano perché è da lì che si sostengono, e anche loro chiudono. Perché non possiamo reggere con questo sistema, dobbiamo educare i nostri giovani ad essere meno assistiti dallo Stato e di conseguenza avere la grande gioia di votare per chi desiderano nel loro cuore, di votare secondo ideale, non secondo obbligo, come per quasi 40-50 anni abbiamo fatto al sud e non c'è niente da... È la verità. Quella è stata la prima mafia. E c'è Marisa che voleva chiederti. Forse ha già risposto in altro modo. Comunque, il romanzo mi sembra che faccia un bello escursus su storico, sociale, economico. Però il titolo, La voce del maestrale, suggerisce che il vento parla. Cosa dice il vento attraverso lo scrittore al lettore, noi, al lettore di oggi? Dice... Cosa dice? La voce del maestrale parla da tempi remoti nelle terre siciliane, nascosta tra lo splendore della campagna e l'azzurro del mare. Sono sensazioni personali queste, cioè, non sono le mie. Un messaggio particolare, non lo so. Non ti arrendere mai, vai avanti. Lavora e ama. Vivi secondo i principi più sacri che esistono. Provvedi alla tua famiglia,
ama tua moglie, cresci i tuoi figli, non tradire, lavora. Questa è la speranza. La voce che della abbiamo, tradizione, delle radici nostre. Le proprie radici non vanno, perché non ci può essere un domani, un futuro senza un'attenta conoscenza di quello che è stato il nostro passato. Questo non lo dico io, l'hanno detto tanti storici, tra quello che chi l'ha detto mi sottiene in mente Indro Montanelli, che tutto gli si poteva dire, ma è stato un grande personaggio della storia della cultura, del giornalismo della nostra Italia, che è quella che poi alla fine tutti dobbiamo amare. Ecco, un'altra cosa che mi piace dire per chiudere è che sì, tante volte lo Stato ci ha dimenticato, tutto vero, ma alla fine noi che per statuto la Sicilia ha avuto l'autonomia dal re Umberto II, è stato uno dei pochissimi atti che ha fatto da sovrano, è stato re per un mese, in quel mese ha dato l'autonomia alla Sicilia. Noi avremmo potuto fare tutto quello che volevamo, trovare anche i sistemi per staccarci dall'Italia, se siamo ancora qui, nonostante tutto quello che anche per colpa nostra abbiamo subito, è perché questa nostra nazione è una e non può essere divisa. Siamo siciliani, ma siamo pure italiani, e quel tricolore è bello quando lo vediamo in giro per il mondo. Scusi, secondo lei perché non siamo riusciti minimamente a sfruttare questa enorme opportunità dell'autonomia? Non l'abbiamo mai sfruttata, mi sembra, in nessun modo. Forse I nostri politici sono stati troppo legati a quello che arrivava da Roma. Roma lo sapeva e Roma porgeva. qualcuno ha trovato educazione alla minorità. Se può essere un minimo di scusante per tutti. Bah, per carità, certo, non dobbiamo però dimenticare che i padri fondatori della Repubblica Italiana e i primi nostri politici regionali erano delle grandi persone, che so, il presidente Alessi, che io l'ho conosciuto prima di morire, aveva quasi 100 anni e ragionava benissimo, è stato il presidente della Treccani, poi abbiamo avuto il padre del ministro, insomma, quelli non erano uomini da poco conto, no, quelli magari ce ne fossero ancora di questi, e a questi non c'era niente da dire, difatti alla fine sono tutti morti nei loro letti, ecco. Sono stati quelli di dopo che hanno... Dopo. No, vabbè, ma è stato discusso, insomma, il presidente Alessi, nessuno ha potuto mai, credo, dire niente, ma insomma, nel immediato dopoguerra i politici siciliani hanno fatto grandi cose, hanno creato l'Espi per esempio, le industrie siciliane, e quelle funzionavano tutte. E il patrimonio si è distrutto in poco tempo. Dagli anni 70 ad ora, è finito tutto in Sicilia. Credo che esistano ancora 15.000, mi pare, enti inutili che dovevano essere soppressi e stanno ancora lì. Chiediamogli agli imprenditori siciliani che fanno i gestori di questi enti, e poi hanno le Mercedes, la cosa. Ma degli enti allucinanti ancora. Senti, è notizia di ieri, ce ne sono stati altri casi a Palermo. Metti la formazione. Sì. Cioè, la formazione in Sicilia è una cosa scandalosa. Ci sono però non tutta. ogni politico, no, la formazione è da azzerare, tutta. Te lo dico io, te lo dice il sottoscritto, io ho lavorato tutta. in un ente per un Tutta. periodo. No, a parte le persone singole valide, perché a Taormina ne abbiamo degli esempi, ci sono anche degli insegnanti molto validi, eccetera, eccetera, alcuni corsi molto interessanti, quello che vuoi. Il punto non è questo, è il costo di quella formazione e il risultato. Certo. Un imprenditore investe 10 euro e dopo il tempo che si è dato per l'investimento controlla se quei 10 euro hanno fruttato un altro euro, altri 2 euro, altri 10 euro, eccetera, eccetera. Il ritorno dell'investimento. Noi stiamo parlando di milioni di euro per finanziare un parcheggio, perché in realtà la funzione dell'ente di formazione è un cuscinetto sociale, per cui io che non ho un lavoro a 25 anni, a 27, a 30,
vado lì, mi faccio il mio corso X Parcheggiato in per cambio di voti. un anno,